Appuntamenti in agenda per giovedì 22 giugno. A Genova, in occasione del 150° anniversario della morte, sarà una giornata interamente dedicata alla figura di Giuseppe Mazzini. Alle 14 al Museo del Risorgimento si svolgerà il convegno Stati Uniti d'Europa, un lascito del pensiero politico e filosofico di Giuseppe Mazzini. A partire dalle 18:30 invece le chitarre di Mazzini potranno essere ascoltate nel foyer del Teatro Carlo Felice. Saranno suonate dai maestri José Scanu e Marco Battaglia insieme alla Camerata Musicale Ligure e 800 Musica Ensemble. Alle 17 alla Biblioteca Berio di Genova si terrà la presentazione del libro Hermanos a cura di Mauro Canova. Il volume raccoglie, come recita il sottotitolo, i contributi offerti dagli amici e dagli allievi in occasione dei 75 anni di Roberto Trovato. Fantastici animali e dove trovarli è il tema dell'incontro di letture per i più piccini organizzato dalla Ludobiblioteca di Piazza Ravenna a Lavagna. Si inizia alle 17. Il quarto Festival cinematografico Genova Reloaded prosegue con 3 appuntamenti. Al Cinema Sivori alle 18 per la sezione cortocircuito si proietterà Margini di Nicolò Falsetti e Francesco Turbanti, presentato da Zero Calcare. Alle 21 all'Arena sul Mare di Sturla, secondo incontro con Zero Calcare seguito dalla commedia di culto Animal House di John Landis e John Belushi in versione originale con sottotitoli in italiano. Alle 21 al Cinema Sivori si potrà vedere Le Voci Sole di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi. Per la Giornata Mondiale del Rifugiato 2023, gli enti che gestiscono il progetto SAI di Sestri Levante, la cooperativa Agorà, il Sentiero di Arianna e il Villaggio del Ragazzo organizzano l'incontro C'era un'altra storia con esperti di immigrazione, a partire dalle 18:15 all'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante. Secondo appuntamento con Armonia per tutta la vita, il concerto degli allievi dell'Associazione Musicale Franco Pucciarelli, alle 19 all'Oratorio dei Bianchi a Rapallo. Al via le iniziative a Cicagna per la festa di San Giovanni Battista, stand gastronomici a partire dalle 19:30 sul piazzale del comune, alle 21 musica con l'Orchestra Philadelphia.